Bene, signore e signori, ladies and gentlemen, siamo alle ore 22:30 con ben 2 ore di ritardo per provare, diciamo, cosa funziona il discorso delle 2 ore di ritardo di Saro Crocetta. Sperimentiamo queste 2 ore di ritardo se funziona. E ora... Buonasera, come viene sabato? Sabato? E che c'è ancora? Com'è Safanio? No, come Fanio, che si è deciso? Ancora? Ma noi sappiamo tutti rispetto a questo. Ah, come vieni? No, non so Dipende di archeologia del recupero della lavorata. è un a Bulala un. Dove sei stato tu a Bolala prima di? No, io a Bulala. Mai. Perché se vivaio forestale, te lo ricordi? La prima cava di Cammarata. Cava campagna, ci vuole mare. La prima cava di Cammarata, i brancaggi. E che stanno fanno, sabato? Recuperi di un cannone di una nave pirata. Ho capito. Oh. Ah, o mare? Sì. Ah, quindi c'è o mare. Che c'è un mare? No, bello, è una cosa bella. Ah, vedi. Tramite voi. E allora, su Facebook ne mettiamo d'accordo. Tanto prima sabato rapido Facebook. No, io domani ti mando. Ciao. Domani ti mando e tu mi dici una che ora è, vabbè, che mi scrivi che io. Se devo male, io poi Allora, il corso regolare sta organizzando alle 8:10 alla Tersileno, alle 8:30 parte la alle 8:10. alle 8:30 parte la E allora conviene mi no. piace. poi viene un gruppo di Saro Crocetta. Ciao. Ciao. Bene, abbiamo approfittato di... Il signor Cassarino ci ha invitato sabato ufficialmente in esclusiva per voi. Oh, com'è? Com'è? Catania, Ragusa, Palermo, Caltanissetta, Catania? Orazio, com'è? Catania, Ragusa, Caltanissetta, Palermo, Caltanissetta? No, forse Marzamemi. Marzamemi. Sceglieranno forse Marzamemi. Tu. No, è il nostro consiglio comunale. Ma tu, che cosa? No, io per Catania sono. Catania. Mo che lo sono corrio? Perché sono corrio? Sono corra così. Ah, qua conversazione privata, perché quando c'è il professore giudice, mi raccomando, è conversazione privata. Quando c'è giudice è conversazione privata, No, non ci giusto? sono discussioni. Non ci so, visto Orazio conferma, il mio amico Orazio. Allora, non era un compagno di scuola, no? Era un compagno di giochi. Di giochi. Bene, vediamo. Guarda, abbiamo un giornalista che non li intervistano mai i giornalisti e noi li intervistiamo. Come finisce di parlare per non disturbare? No, non disturbi. Niente, volevamo intervistare un giornalista. Com'è? Catania, Palermo, Caltanissetta. Decide il popolo, Totò. E tu? Secondo me il popolo se ha scelto No, così. io ad esempio Catania, penso, no? Sì. Tu invece? Catania. Catania. Senza. Ah, Catania sempre. Senza Dai, indugiare. anche a Gela, ho visto l'intervista di Canale 10, la dovevo fare io, mi hanno fregato. Tutti Catania. Totò, l'importante è che rispettiamo la volontà del popolo, visto che nella storia di questa città non si è quasi mai rispettata la volontà del popolo. Però vedo che quasi tutte Catania. Sì. Proseguo con il sondaggio, grazie. Complimenti per tutto. No, vero. Grazie. Vero, non perché puoi spegnere la telecamera e te le faccio la telecamera. No, per come li hai fatti sembrano veri. No, così. Non è che tu cosa ne corri io? Ah. Ma perché te ne corri? Quindi da domani scoglio una lettera dei miei parenti a Torino. Allora, Catania, Caltanissetta, Palermo, senza girarti, dai, che è bella, senza girarti. Tanto si gira Widro ed è lo stesso. Allora, Catania, Caltanissetta, Palermo, dai. Che ti piace? Catania, va bene. Perfetto, basta. E tutte Catania, ancora uno, secondo me è Kiss. Professore, lei Catania, Caltanissetta. Io non capisco, io sarei per Milano. Usapì. Sinceramente, Milano. Milano c'è Sarebbe uno- un po', sai, una città, Ho capito. una Allora, città europea, Catania per lei? Milano.
Milano. Io sono per Milano. Catania, Caltanissetta. Milano. Io non mi esprimo perché sono Questo è da Torino. L'ingegnere Non si è Torino. esprime. L'ingegnere si è laureato Perché a non si Torino. esprime? No, credo che sia il per concetto è canale. Noi dobbiamo dare la possibilità a Gela di decidere del suo avvenire e l'unica maniera per decidere mi pare che sia Gela ai cittadini, no? mi pare che sia il referendum. Per fare il referendum bisogna che il Consiglio voti. Vabbè, però siccome c'è un discorso che i cittadini meschini non è che sono tanto informati, magari seguendo i personaggi gelesi. È chiaro che adesso, dopo questo, se si parla di libera, che sembra un salto nel buio, questo che sia ben chiaro, no? Adesso la politica di nuovo deve riprendere in mano la situazione perché ha lasciato in mano, ha lasciato questa decisione ai comitati e non va bene, perché la politica deve dare l'indirizzo. Allora la politica deve prendere in mano la situazione e dire facciamo i convegni, portiamo gli esperti e diciamo al mondo se andiamo di là succede questo, questo e questo, se andiamo di qua succede questo, questo, questi sono i fatti positivi, questi sono i fatti negativi e chiarisce le idee alla popolazione gelese. Quindi ancora la mentalità scientifica. non si è espressa ancora la politica, non si è espressa. La politica se deve farlo ora deve farlo, la politica ormai la politica non si è espressa, è presa per il collo, mi perdoni, la politica è presa per il collo a tutti i cittadini e deve votare per Forza Catania perché non può andare contro la città. Ho capito. Politica, sì, no? perché sono effettivamente le persone sono qui e tutti dicono noi vogliamo andare là e non può fare nient'altro che prendere atto di questo. Certo. Però dopo la politica si deve appropriare di nuovo delle sue prerogative e dire facciamo comitati tecnici e vediamo cosa dobbiamo, se andiamo a Catania succede questo e lo chiarisce ai cittadini e così i cittadini sono liberi di votare e sanno dove andare. Va bene, grazissimo. Come Catania, Mazzarino, Niscemi, cosa vi piace? Dai, sinceramente, un paese Catania? Perché tutti Catania? Catania? Tu lo dici? Parma? O professore il giudice Milano? Già siamo. E va bene, dai, questa la tagliamo. Vediamo un po'. Ma c'è ancora consiglio, andiamo. Qua c'è un casino ancora. Qua ancora c'è un casino. Ho messo ancora c'è un casino. Ma che sta dicendo? Bene, possiamo chiudere il dibattito. Ora vediamo se danno l'esito, no? C'è l'esito, vediamo chi vince, vediamo se vince Catania o Caltanissetta o Ragusa o chi c'è più poi, chi c'è più poi, Catania, Ragusa? No, Catania e basta. Ah, Catania e basta. Allora vediamo chi vince tra Catania e poi ho sentito dire pure Catania se non mi sbaglio, vero? Catania o Catania? O Catania, ma avrei Catania però ho sentito dire, possibilmente anche se è stato uno solo. Catania. È logico. Vediamo, siamo in attesa dell'esito. Allora, scusate, però io gradirei un po' di silenzio. Catania, città metropolitana. Dopodiché ho altre cose da precisare. 2/3 del Consiglio Comunale significa 20 consiglieri comunali che devono votare positivamente la proposta. Non so se sono stato in caso. No, perché vince su assai, perché la somma da rinde a gente. Prego, ripeto, formalizza la proposta la Presidenza in nome per conto di tutto il Consiglio Comunale che ha, a seguito del dibattito, manifestato chiaramente di aderire al suddetto consorzio. Prego, segretario, per appello nominale. Però scusate, per favore, perché devo dare l'esito della votazione. Assessore, la prego. Allora, 26 presenti, 4 assenti, favorevoli 26, contrari nessuno, astenuti nessuno, all'unanimità viene approvata l'adesione al
nella sua interezza che Auguri, Festeggiamo, ma non si sa. per favore, allora se così è Era ironico. Come dire, avete scoperto l'America. allora vogliamo andare a votare il dispositivo deliberazione. Si propone di deliberare, demandare al Consiglio l'ordine attenzione di assumere sulla questione di un nuovo consorzio. Ora il 2 e 3, sì, subordinare l'efficacia della presente deliberazione al testo favorevole di un referendum confermativo, dare mandato al dirigente del settore affari generali di predisporre gli atti di competenza per l'emissione del relativo referendum. Quindi di fatto noi andiamo a votare ora l'atto nella sua interezza con i punti 2 e 3 e il punto 1 che è stato, diciamo, esplicitato dalla volontà espressa del Consiglio Comunale. Prego, segretario, per appello nominato. Allora, 26 presenti, assenti, 4 favorevoli, 26 contrari, nessuno, astenuti, nessuno. L'atto è approvato nella sua interezza all'unanimità. Allora, facciamo intervenire brevemente il consigliere giudice e il sindaco, brevemente, prego. Signor Presidente, signori consiglieri, poche parole per quella che sicuramente è stata una seduta importante, forse che passerà alla storia. Io vorrei sicuramente complimentarmi e ringraziare per il grande lavoro fatto negli anni da tutti i comitati, da tutti i cittadini, da tutti quelli che hanno creduto in un ruolo diverso della nostra città, ma oggi più che mai vorrei sottolineare la maturità, l'attenzione, la tempestività del Consiglio Comunale, che mi permetto di ringraziare, essendo uno dei primi consigli comunali che ha votato l'adesione ad un consorzio e in ogni caso lo ha votato con un discorso e con un'attenzione, diciamo, con un'aspettativa che arrivava da anni. Credo che sia veramente un grande segno e dimostra ancora una volta che al di là di quello che si dice della politica, questo Consiglio Comunale riesce a essere decisivo nei momenti importanti e per le cose importanti. Non abbiamo raggiunto nessun obiettivo ancora. Andiamo verso un referendum, ma abbiamo la consapevolezza di essere una comunità un po' più matura, un po' più unita. Questo è il vero segnale, quindi dalla politica segnali di maturità, dalla città segnali di compattezza e una comunità che ha idee chiare. Chiedo quindi a tutti voi e a tutti i presenti di collaborare per quello che non sarà sicuramente un messaggio facile da far passare in città, quello di partecipare al referendum come grande gesto di democrazia, come gesto che mette nelle mani della città il futuro di una comunità intera. Per un percorso, lo ripeto, sicuramente difficile, lo hanno sottolineato tanti consiglieri, ma che oggi dipende da noi. Grazie e in bocca al lupo a tutti noi. Emozionato perché la cosa ci viene buona? Ah va dai, esagerato. 10 anni che ci lavoriamo, e dopo 10 anni che ci lavoriamo. Maria Mischino, e non crederci. Ma che emozionatissimo, guarda, Regista minchia e noi gli mettiamo il beat. Non faccio pudore, bravo, sono stato bravo o no? Bravo il consiglio.
invece l'hanno tenuto Non è vero. no, i regolamenti, è una volta disse a virgola la va a mettere prima. Ma perché? Perché sono avanti a rasca. C'è un problema. Ma un sindaco c'è qualcosa che non va. Forse è meglio andare. Mutabile, lo sentiste? Ora io mi sento di nuovo la registrazione. Secondo me è un mutabile. Senti, però ho notato una cosa, hanno votato tutti i consiglieri, però un sindaco votato, hanno chiamato, Ho parlato per primo. mi ero spaventato. No, ho parlato per primo, no. Ciao. Dire che ho sempre manifestato. Sindaco, però io ho notato una cosa, lei non ha votato. Non mi fanno votare, non so perché. Mi dicono che sono sindaco ma non mi fanno votare, vedi che cosa c'è? Allora, non c'è niente di pericoloso. No, al momento. Perfetto. C'eravamo preoccupati. Bene, sono le ore, vediamo a che ore sono. Se trovo un telefono, vediamo un po', sono le 23:15. 23:15. Forza Catania, a voi la linea in studio.